14ª giornata nel campionato di promozione, amici della Wii Sport. Il Ciclope Bronte ospita la vice capolista, la Ionica di mister Dario Costantino, reduce dal netto successo per 5-1 nel derby contro la Valdinisi, formazione etnea che invece ha vinto per 3-1 qui a Messina contro il Gescal al Despar Stadium. Santa Teresini che si schierano col 4-3-1-2 per questa sfida. Ci va Pontet tra i pali, linea difensiva che vede De Zan e Giuseppe Savoca sugli esterni, al centro San Filippo e Lucero in mediana, spazio a Puglisi, Cardi e Ninkovic. Trequartista, come non si potrebbe affidare mister Dario Costantino all'autore della tripletta della settimana scorsa, il classe 2001 Emanuele Scotti, che appoggia per Savoca e Ortiz. A disposizione di Dario Costantino, Gugliotta, Marchiafava, Interdonato, Longo, Trovato, La Foggia, Salimbeni, Smiroldo e al rientro finalmente dopo un lungo infortunio Max Gagliardo. Maglia bianca per i Santa Teresini, dall'altra parte in classica tenuta rossonera il Ciclope Bronte. Padroni di casa pericolosi al terzo minuto, l'estremo difensore Pontet è costretto a mettere il pallone in calcio d'angolo. Prima chance anche per la Ionica, c'è un corner, pallone in girata, alto di San Filippo, 21esimo. Punizione di Jan Ninkovic che cerca sul secondo palo Ortiz, il tentativo da parte del puntero argentino viene parato in due tempi da Gaggeggi. Poi episodio dubbio al 24esimo, qui cade in area di rigore il difensore San Filippo, ma per il direttore di gara è fallo in attacco. Minuto 38, ci prova anche Ciccio Cardia, Cischi dalla distanza, ancora una volta Gaggeggi in presa facile. 40esimo, conclusione da fuori per i locali, ma c'è ancora una volta bravo l'estremo difensore Pontet che evita il vantaggio da parte del Ciclope Bronte. Minuto 43, attenzione perché è pericolosa ancora una volta la formazione padrone di casa, mentre Dario Costantino guarda nervoso lo svolgersi dell'azione e Teriaga a colpire di poco alto sopra la traversa. Minuto 45, De Zan imposta l'azione, pallone verso Ortiz, viene respinto dalla difesa, sulla sfera si avventa Alessio Savoca, fa partire il mancino Gaggeggi, non è per niente perfetto in questo caso, e il gol dell'arciere della Costa Ionica è 0-1 per la formazione di mister Dario Costantino. La sbloccata Alessio Savoca, Ciclope Bronte 0, Ionica 1 proprio sul finire di primo tempo. Duplice fischio infatti, amici della Wii Sport decide, come detto, il gol realizzato al 45esimo da Alessio Savoca. Sarà un'iniezione di fiducia per la Ionica che inizia fortissima nel secondo tempo. Dopo 15 minuti di noia, al 60esimo Jan Ninkovic fa partire questa parabola imparabile per Gaggeggi, 0-2 della Ionica. Che gran gol da parte del numero 11 Jan Ninkovic, che la mette all'incrocio dei pali, lasciando di sasso di fatto il portiere avversario. Al 62esimo un po' di riposo per Ortiz. Al minuto 65, dopo l'ingresso in campo di La Foggia e Ninkovic a recuperare il pallone per vie orizzontali, servire Scotti, il classe 2001 prende campo, viene atterrato forse fallosamente, il pallone schizza, ancora Ninkovic prova a passare, attenzione all'uscita di Gaggeggi, la sfera arriva ad Alessio Savoca, conclusione respinta, si salva in questo caso il Ciclope Bronte. Al minuto 65 proprio Alessio Savoca lascia il campo, al suo posto il giovane Marchiafava. Minuto 70, ci proveranno nuovamente i locali nella speranza di riaprire la partita, lancio che trova l'out destro, attenzione al tentativo di rientrare sul mancino, la conclusione che però non crea problemi all'estremo difensore Pontet. Minuto 75, Scotti riesce a lanciare per La Foggia, tutto facile, il pallone dentro infatti per Marchiafava che ritrova il gol un po' liberatorio per il giovane attaccante di mister Dario Costantino che firma il 3-0. Partita in netta discesa, entra anche Max Gagliardo al posto di Cardia. Minuto 82, attenzione allo scugnizzo Scotti che recupera il pallone al centrocampo, si lancia in avanti, può allargare il gioco, c'è Marchiafava che prende campo, attenzione a Marchiafava, decide di concludere verso la porta, colpisce il pallone rientra, ancora Marchiafava, il difensore, poi Gaggeggi non ci arriva, la sfera arriva a Scotti che mette a sedere l'avversario e realizza il quarto gol in 2 partite, ancora lui, il numero 10, Emanuele Scotti. Poker della Ionica sul campo del Ciclope Bronte, esce proprio Scotti al suo posto Longo. Minuto 85, è il turno di Interdonato per De Zan, tributo di applausi per Emanuele Scotti, ancora decisivo in questa sfida, sia in fase di finalizzazione che in fase di assistman. Minuto 90, ultima chance per i locali che ci provano, conclusione che però finisce alta sopra la traversa. Si conferma vice capolista la Ionica, amici della Wii Sport, che vince e resta a -4 all'Aci Sant'Antonio, che domani è atteso dalla prova contro il Villaggio Sant'Agata. Amici della Wii Sport, 4-0 sul Ciclope Bronte, un cordiale saluto e alla prossima.